importante, perché c'è una questione morale in questo paese. Non lo dico perché ho nostalgia di Enrico Berlinguer, certo che mi manca la sua etica politica, e non solo lui, ma oggi dobbiamo porci come forza di cambiamento per scacciare dal nostro paese i professionisti dall'evasione e dall'illegalità. È un tema nostro da sempre. Siamo noi che chiediamo etica, trasparenza, riduzione dei costi della politica, eliminazione di sprechi e privilegi, lo diceva anche Rosanna prima. Noi possiamo, dobbiamo farlo perché abbiamo le carte in regola, è nostra questa battaglia da sempre. Rafforziamola nel nome delle persone oneste che noi rappresentiamo, che sono la parte migliore del nostro paese. Non dobbiamo avere vergogna di dirlo, dobbiamo essere noi a chiedere di cambiare musica. E infine, ho apprezzato molto le parole di Susanna sullo SPI. Lo SPI è metà CGIL, non è una disgrazia, per noi è un orgoglio, e meno male che c'è lo SPI, c'è, vive e lotta insieme a noi, come avviene in ogni sciopero, in ogni mobilitazione, sempre al fianco di ogni vertenza sindacale. La presenza dei pensionati nelle piazze deve essere motivo di soddisfazione organizzativa e politica e non di preoccupazione e di fastidio. E poi, se siamo tanti vuol dire che si vive di più a lungo, e questa è una buona notizia per tutti. Ma vorremmo una CGIL forte nei posti di lavoro e forte nelle leghe e nei territori, forte e rappresentativa, fra gli attivi e i giovani, non solo fra chi è in pensione. Anche questo è un obiettivo del Congresso, perché la nostra autorevolezza verso ogni controparte deriva da 3 punti: la capacità di proporre una consistente ed estesa rappresentatività, la capacità di creare consenso e mobilitazione. Proviamoci tutti insieme, anche valorizzando il nostro pluralismo e le nostre diverse sensibilità.